Nonna, sei pronto partiamo per l'Australia? Sì, Ciccio, sono pronta. A parte un po' di cacarella. Signore e signori, buongiorno, iniziamo l'imbarco del volo del 592 presso uscita d'imbarco numero 16. Per motivi di sicurezza invitiamo i signori passeggeri a presentare la carta d'imbarco insieme a un documento di identità. Bene, capiamo a passare lo check-in. E pare che io sono cieca. Benvenuti a bordo del Boeing 747. Sì, buon Dio che mi suparo te Napoli. È il comandante che vi parla. Grazie per aver scelto questa compagnia e vi auguriamo un buon viaggio. Si pregano i signori passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza. Grazie. Scusate signorina, perché pure su poi c'era un avevo posto di blocco. Citto, nonna, che andiamo in dispiega. Ma io chi sta non capisco. Aspetta, nonna, che mo te lo dico io. Allora, in caso di emergenza, i sotto i due sedili, da pugile, mentre tu pugile, tira la cordicella di sotto e su con il tubicello di su. Ciccio, e tu che fai? Tira la cordicella sopra e su che non tu bicelli sotto. Non scherzare con le cose serie. Vedi che sopra di te c'è la mascherina dell'ossigeno e di fronte allo sedile c'è la busta se ti scasa lo vomito. A che movimento tutte queste cose? L'aereo non è caduto, che cazzolata mi viene a fare? Teniti, nonna, che stiamo decollando. Sì, li stanno decollando, ma io mi stai cacca. E sta zitta, nonna. Comunichiamo ai signori passeggeri che siamo all'altezza di 10.000 piedi. 10.000 per di tuoi o di suoi? Nonna, vedi che lo viaggio è lungo. Mettiti la cuffia quando vediamo un film. Ciccio, manda sta cuffia, non si sente niente. Oh nonna, non combini mai una giusta. Vedi che la mente sta storta. Ma io che lingua parla? Non capisco. Nonna, mungelo uno, lo due che parla italiano. Allora mangio 5 e ne vedremo beautiful. Sì, mungelo 10 che ne vediamo pure i mondiali. Nonna, stanno passando con il carrello. I prima vittato con la Vespa. Nonna, cosa desidera? Pollo o manzo? Pollo, accostimo un manzo. Nonna, dopo sto pollo come ti senti? Ciccio, mi sento uno spostamento viscerale. Un bagno un te. Va diritta, che a destra o a sinistra lo trovi. Permesso, comare, permesso, scusate. Permesso. O com'è che questo è un bagno? A me pare che lo lì, puffi. E mo che faccio? Se scarico l'acqua, mi spagno in tutti. È meglio da sa puzza. Attenzione, a causa del forte vuoto d'aria, si pregano i signori passeggeri di rimanere seduti. Certo che si accorgiò pure il pilota, dove vuoto d'aria che ci fu. E quanto buttore andava sto bagno? Questo è due saponi, questo è di l'acqua, questo è da carta igienica. E questo bottone con sta scritta o le emergenze, a che serve? E cazzolate mangia tutti, mo che mangio pure questo, che succede? Nonna, are you right? No figlia, diarrea! Tornasti, e quanto sta gisto lo bagno? Oh figlio, dassemi capace! Poteva sapere che l'aereo è tanto grande e un bagno così piccirillo. Nonna, maniate che stiamo arrivando. Qui è il vostro comandante che vi parla. Vi comunico che fra 5 minuti atterreremo all'aeroporto di Sydney. Vi auguriamo buona permanenza. At this time, all passengers seated in rows 30 through 38 are welcome to board. To the doorway marked C14, rows 30 through 38 only, please. Arrivammo Ciccio, dopo tanto rivolo e un po' di cacarella, ringraziamo la Madonna e Porto Salvo che toccammo a terra.